Zio Ginetto? Zio Ginetto, zio Ginetto, ecco, no, c'è succedi anche. Buongiorno, buonasera a tutti. Ci rive lì, alco, No, perdone, mi sono nasse di centesimi da un divano. Buon. Centesimi, I centesimi, insomma, sono... Sì, c'è calè. Ci sono. Sì, c'è calè. Buonasera, Quindi, buonasera a tutti. Bene, allora, via la settimana, avanti, vinciuto, 3 punti. Ma io lui al perché... Sempre per stesse robe che ormai lei è quasi vince in 30 partite. Il pronostico. Sicuro. dell'Udinese le femmine calcio. mi ha dite ormai mi viarge, le femmine ha dite alle là. Lei è un gioco. Va là, alle là, mi ha detto mi viarge. Mi contente, di Viodi, mi contente. Sì, perché portano di allegria e gioventù. Allora io sì. ti dico la verità, tanto vengo indovinato la scorsa settimana. Anche che volta che noi la dritta. Comunque, insomma, abbiamo vinto. Positività. Sicuro. Via. 3-1. Vabbè. Io avevo detto Sì, doi, insomma, sì. E quindi domenica c'è il Palermo dell'ex Zamparini, perché mi pare che l'ha venduto anche quello, no? Zamparini, che la Ecco, mercato. alle ore 18 al Dacia Arena Friuli, stadio. Udine, Palermo, quindi Udinese, Palermo, Sì. sempre pregato io, che non se ne mai sempre. Gli avessi subito fastidi. Allora invece prima di dare i risultati, mi vanno le notizie. Viene le notizie, tanti sono dati giocatori al mercato che non le va bene. Sì. Vabbè così quasi, vedo i mesi. Sì, chiamò, sì. Ecco, allora io do già dos notizie. Dove? Novità, sì, dismetterà già, pronto? Allora, le prime che mi hanno invitato in Piazza Venerio, il vince Sabide, che dopo, che è le pause, e c'è la festa, l'Udinese col pallacanestro, festa bianconera, dalle 18 tifosi, lì, ecco, e quindi che poi finire a fare quindi le chiacchierate, allora, parfognosi dal vivo i giocatori. Sabato? Grazie a ringraziare Felipe che mi ha dato le note. Sabide allora, sabato sera di un appuntamento a tutti i tifosi, e dopo mi hanno invitato forse, però bisogna perché è tarda, 24 maggio, ho 20 tempi, ma io perché non vi vedo. Sì, ecco, no, io tanti in visto, di al teatro da Udine, faccio una roba di beneficenza, bene, e lei che il giovane che racconta cabaret, dopo le 11 dopo anziché le frutte di Molisane, fai un po' di casino per raccogliere fondi. 24 maggio torneremo a sentirsi sicuramente. Però che magari. Bene. Quindi il risultato dite, no? che mi era dato anche fu un po'. Ce l'avevano dite? Di 2-1? No. Al risultato di domenica pronostico, Palermo devi dire le cose pronostico si devono dire veloce, pronostico Pregadio Udinese Palermo 3-0 è chiuso il discorso e con questo come fa un momento voi sentite già così in tema di pronostici che domenica giù anche le GSA Basket col Trieste, dunque ne partite tanti vittoria totale, vittoria della GSA, benissimo, dunque basket. Allora domenica sarà una giornata spettacolo. Io non puoi venire a Via dell'Udinese perché sono a Berziù che mi hanno invitato. Ma sì, c'è tante fieste, sì, basta che parte da uno. So lì che mi pare che lei c'è lì che il giovane che fa fede con il pare che il giovane lì è spesso sì, il giovane che fa saccionini di beneficenza. Comunque vonde perché non so. Sì, bene a voi con i premure. Ciao. Due vittorie, via. Sì, no, 2 vittorie, ricapitolavi, disegno. Non stai bene tu, ragazzo. Sì.